Insomma, abbiamo parlato di struttura interna. Rimane com'era l'apice della torre, perché nessuno realmente sa com'era formato, com'era costruito l'apice della torre nuragica. Lo presupponiamo sulla base di modellini, quindi sorta di costruzioni realizzate in materiale, ad esempio in pietra o in pietre più o meno dure, più o meno morbide, bronzo, ceramica, eccetera, eccetera, a volte anche raffigurati. Praticamente questi modellini, queste raffigurazioni tratteggiano come era costruita effettivamente l'apice della torre, e questo apice viene chiamato genericamente terrazzo. Questo terrazzo era conformato con una serie di mensoloni, quelle mensole che abbiamo citato all'inizio del video, che sorreggono una balaustra che va a fare il giro tutto intorno al perimetro sommitale della torre, e al cui centro si osserva una sorta di cupolino che alcuni hanno inteso come la parte finale dell'ultima cupola, ma che in realtà probabilmente è la cupola che copriva l'uscita esterna della scala per raggiungere lo stesso terrazzo. A cosa servisse il terrazzo? Nessuno lo sa. Inizialmente veniva ipotizzato che servisse per ovviamente ospitare i difensori della fortezza nuraghe, però alcune prove pratiche che io stesso avevo eseguito a suo tempo non sembrano suggerire che ci fosse molto spazio per i difensori in cima alla torre. Quindi anche questa ipotesi legata all'uso del monumento come fortezza in cui asserragliarsi sembra molto vaga. Era comunque l'ipotesi che andava per la maggiore negli anni 50 e diciamo per la maggior parte del Novecento. In definitiva, a cosa serviva il nuraghe e qual era il suo scopo? A questa domanda estremamente complicata, la famosa domanda da $1 milione, probabilmente non si arriverà mai a sapere la risposta. Possiamo però fare delle ipotesi, e per fare queste ipotesi è necessario studiare non solo le torri, ma i contesti archeologici, quindi le stratigrafie, cosa è stato trovato dentro i monumenti, con quale successione cronologica, se le statuine erano veramente, cioè sto parlando di famosi bronzetti nuragici, erano relativi all'ultima fase, come sembrerebbe, della costruzione delle torri, anzi ancora meglio al loro reimpiego, o se sono contemporanei magari dell'ultima fase o di quelle intermedie della costruzione dei monumenti, oppure se sono totalmente slegati e sono un semplice riuso. E quindi sono le raffigurazioni a volte anche di quello che gli ultimi uomini, gli ultimi eredi della civiltà dei nuraghi vedevano ancora sparsi per il territorio. Insieme al contesto quindi archeologico bisogna ovviamente analizzare tutti i monumenti che sono rimasti, e si parla di numeri veramente impressionanti, a volte 4.000, 6.000, più o meno quelli ufficialmente censiti, ma i censimenti sono ancora incompleti. Alcuni dicono 8.000 nuraghi, e c'è chi propone addirittura il doppio, arrivando a 16.000 se non 20.000. Numeri veramente alti. Questi numeri non sono ancora confermati, si spera lo possano diventare in futuro per capire effettivamente quanti sono i monumenti. Oltre a questo, quindi contesto archeologico, strutture, posizione, cioè la posizione delle torri nel territorio, secondo quali logiche. Questi sono ragionamenti classici dell'archeologia più recente, soprattutto quella processuale degli anni 70-80, e oltre a questo anche, diciamo, la parte un po' più difficile da quantificare, che magari come dato oggettivo è apparentemente semplice da capire, e sto parlando dell'archeastronomia. Cioè la possibilità di osservare gli orientamenti, le affinità o comunque le idee che avevano questi uomini nel momento in cui stavano edificando la struttura, se la stavano effettivamente legando a una concezione che poi andava a, diciamo, inferire con qualcosa di astronomico. Tutti questi aspetti messi insieme possono darci una possibile risposta su quale fosse
l'origine e la funzione dei nuraghi. Però questa risposta non verrà data certo in questo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto condividetelo, mettete il mi piace, lasciate un commento eccetera eccetera. Noi ci ritroviamo su questo canale per altri video relativi a questo argomento e agli argomenti inerenti al canale stesso. Un caro saluto e a presto. Ciao!